il 21 è una data che il sindaco ci ha dato come termine per poter darci delle informazioni. Attendono le migliaia di multati di Cadoneghe che sperano di vedere annullate le sanzioni scattate dai 2 autovelox posizionati dalla fine di giugno lungo la strada 307 del Santo. Dopo il sit-in di 150 persone davanti alla prefettura di Padova, i cittadini aspettano. Persone rimaste senza punti sulla patente, anche un medico che rischia di non poter continuare ad assistere i suoi pazienti. Dopo l'esposto alla Procura della Repubblica, anche le minoranze in Consiglio Comunale a Cadoneghe si sono rivolte al prefetto perché sia verificata la procedura che ha preceduto il posizionamento dei 2 apparecchi. Nel frattempo i multati non mollano. Se serve andiamo più in alto, no? Andiamo anche più in alto. Il Ministero delle Infrastrutture che abbiamo interpellato, ma ad oggi non ha ancora risposto nessuno. Abbiamo mandato delle mail, delle PEC al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad oggi nessuno ci ha ancora risposto. Ma noi confidiamo perché guardi, abbiamo anche un quadrifoglio e questo porterà fortuna, quindi speriamo del 20 di avere qualche notizia.